male male Orinda sul fritta fa voi Orinda va male male Sotto il cielo blu Orinda se Orinda giù Pena non non vedela Cambulo di mamma Pena non non vedela Cagliere che Signore e signori, amici di Talk Conrad e lettori di mentisommerse.it, un cordiale benvenuto da Corrado Parlati. Siamo in compagnia del maestro Enzo Avitabile. Buonasera. Ciao maestro. Corrado, buonasera a tutti. Allora maestro, partiamo proprio da Salvami, brano in featuring con Luciano Ligabue. È un brano ricco di immagini evocative, penso al Padre Nostro che viene a piedi, all'eroe senza patria. Com'è nato il testo di questo brano? È nato volutamente per un incontro con Luciano. Ho pensato a lui, avevo pensato in anticipo che poteva essere anche da parte sua diciamo, utilizzato non solo come interprete, ma magari ne faceva una sua personale rivisitazione o scriveva un testo suo, ma lui ha voluto fortemente questo testo di partenza. È un brano semplice, di condivisione, sono due uomini che sono coscienti delle proprie miserie, che vivono i loro sogni, vivono i loro desideri e vivono questa aspirazione ivrist, questa possibilità chiaramente di avere una coscienza più alta che si innalzi su quelle che sono poi le miserie del mondo. Ricorda il suo primo incontro con Luciano? Conosco da sempre Luciano, però ci siamo visti un paio di volte e l'ho rincorso io in alberghi quando ci siamo beccati ed è stato sempre di una gentilezza unica. Poi telefonammo al suo manager produttore e gli chiesi di incontrarlo e così ci siamo visti nel suo studio. Gli portai quest'idea, siamo stati insieme, abbiamo passato una giornata indimenticabile e poi ci siamo rivisti nello studio, abbiamo rifatto tutto e poi abbiamo un rapporto abbastanza diciamo rilassato, nel senso che io gli scrivo, ci scriviamo e ci mandiamo messaggi di cordialità e di fratellanza. Idem per Biagio, con cui ho un rapporto straordinario. Rispetto a Luciano è più quotidiano quello con Biagio, è più costante, forse in un certo senso è più confidenziale, però pure il brano con Biagio è stato un singolo potentissimo, perché i fatti miei secondo me è stato forte. E quello ad esempio al contrario è partito da lui, quindi lui mi ha fatto la proposta sia del groove che del testo, io poi chiaramente l'ho contagiato attraverso la mia lingua dialettare, il mio modo di porgere il canto. E si mi macchina bella buona ci fermiamo e si mi treno con bebinare da ragiamo e stiamo a qua e stiamo là ci scianno rinnovie e si mi bollettine guerra amici, frati e parenti. Chi sta in Muna, Romana, e siamo tutti a niente, tutti a niente, tutti a niente. Guarda, io ho il karma degli incontri. Da piccolo ho incontrato tutti della musica afroamericana che ascoltavo dal jukebox, poi ho incontrato tutti quelli della world music, tutti quelli degli incroci, tutti quelli della contaminazione felice. Poi volevo toccare tutte le forme di musica per dar vita a nuove forme che in realtà non hanno forma. Quindi sono andato nella sinfonica, poi ho incontrato il teatro, Pippo Del Bono, l'Ellarina, chi più ne ha più ne mette, e poi il cinema. Jonathan Demme, che ha avuto questa idea, ma più che un'idea, quest'amore per me di fare un film sulla mia vita musica, che è stato importantissimo perché poi mi ha aperto le porte a Edoardo De Angelis, che a sua volta ha fatto dei lavori straordinari come Indivisibili, che mi ha fatto vincere un mare di premi del cinema. Ringrazio Edoardo in questo modo perché è stato eccezionale su questa cosa. Ripeto, e poi Pippo, e poi la musica sinfonica, e poi ancora gli incontri, e poi mi sono detto gli incontri con i cantautori, perché no? Pino Daniele,
pur essendo napoletano, è sempre un incontro che si rinnova. Poi Franco Battiato, Francesco De Gregori, Renato Zero, chi più ne ha più ne metta, Guccini. E poi mi sono detto, perché no, gli incontri con le nostre superstar, è bello, no? Incontrarsi con Ligabue e poi Antonacci e poi ci saranno altre sorprese. Credo che questa sia una cosa, una sorta di inquietudine che ho da sempre nella musica, quella di avere una possibilità di incrocio. Certamente amo anche le cose da solo, ho fatto Napoletana, che è stato un disco che mi ha dato la prima targa Tenco. Mi piace molto lavorare da solo nelle colonne sonore, però anche la condivisione di progetti diversi, ad esempio stasera con l'orchestra napoletana di jazz diretta da maestro Mario Raia, dove facciamo una cosa straordinaria partendo dalla musica devozionale nostra, proprio di origine proprio nostra, sotto il Monte Somma, bellissima. Ci fondiamo con i suoni tipici del jazz, ma non solo, perché poi diventano atipici, perché da questa miscela, che ti devo dire, passiamo dallo scat al gibberish, dal gibberish al rap, non riesci a confinare questo tipo di sonorità, e così vale per la sinfonica e così vale per il duetto con Peppe Servillo, duet, no? Che in napoletano è duet, Enzo Vitabile e Peppe Servillo duet, oppure Enzo Vitabile e Peppe Servillo duet, con Tony Esposito, che è questa Napoletan Invasion, questa possibilità di incroci, insomma, non ci facciamo mancare nulla. Sherry, senti una sola lingua, si mangia la stessa cosa, eppure è gratis puoi salire su. Vedi tutte le razze, ci sono di tutti i tipi, umani, extraterrestri e te. A tutti giovani e bambini, voi di più, con la versanti Mattei, con gli strani ed ubriaco. Solo Express, fratellini, ci siete con noi. So Express. So Express. Arrivando quindi al concerto di stasera, in scaletta troviamo anche degli omaggi a tantissimi artisti, tra cui spiccano James Brown e Pino Daniele. Certo. Vuole raccontarmi un po' qualcosa riguardo i suoi incontri con questi due artisti? Ma la prima parte con Pino è un incontro proprio di ragazzini. Diciamo che noi ci siamo incontrati all'età di 15 anni, dalle parti del centro storico dove si vendono gli strumenti. Primo gruppo storico con Rosario Ermano, Batra come Machia. Bellissimo, da Batra come Machia, primo disco di Pino Daniele, Terra Mia, da Terra Mia ultimo pezzo cantato in napoletano da Pino Daniele su Black Tarantella e ancora tempo. James Brown è un dono che mi ha fatto Rich Evans, a cui gli diedi questo disco e gli dissi: per favore porta questo disco a James Brown e fammi capire che ne pensa. Rich mi fece questo regalo, lo portò e scoprimmo, come diceva lui, questo common ground, questa terra comune, questa terra di nessuno che è la musica. E lui mi invitò a fare i suoi primi 6 concerti. Dopo il secondo concerto James arrivava in ritardo, James Brown arrivava in ritardo, e la terza sera ci fu un diluvio. Io fui fortunato perché lui partì più tardi il suo concerto e quindi riuscì ad ascoltarmi. Da quel momento è nato un rapporto straordinario, mi chiamava Baby with the Horns, portatemi il bambino con il sassofono, il ragazzo con il sassofono, e io ebbi questa intuizione di cantare in napoletano, chiaramente sulle sue cose, e ho notato che lui ha avuto un effetto straordinario, esattamente quello stesso effetto che avevo io quando ero piccolo davanti al jukebox, che ascoltavo le cose di James Brown, non capivo una parola, però mi piaceva troppo. Quella sera capii che lui non capiva una parola, però gli piaceva troppo, e quindi mi sono disobbligato in questo senso qua. Maestro, io la ringrazio, Grazie è sempre un onore poter fare due chiacchiere con lei. Grazie. I Manacoppo Group, vogliamo vederli sul group, fammeli vedere. No, per favore, tieni una luce fissa, grazie, però fammeli vedere, ok? I Manacoppo Group. Ballate del tuo group. E io sanno
yes I know. My way. Ma non mi butti giù, ma non mi butti giù, tu vai dritta e resta bene. Ma tu va, dammi fare, ma io me lo blu. E yes I know. E qua mi esaggi, ma chi le dri. Oh yes I know. My way. Ma tu non può venire, ma tu non può venire. La luce del sole si va nella vita, ma come tu papà. Se non va così, non dare a nessuno, fate parte due masi a supplicacciato re. Se non va così, niente credo lo so, perché andare a fa brillando, fa più calore. Mango con l'uva, ci siete? Arrivo! La chitarra a me non tiene. Annibale Guarino. Yes I know. You were messagging my vida. Oh yes I know. My way. Ma tu non può venire, ma tu non può venire. Ma il sole si va nella vita, ma non papà. Se non va così, non dare a nessuno, quante volte voi mai siete cacciati. Se non va così, niente credo lo so, perché la navigando fa brillando, fa più lavoro. Esatto, e non va più male. Arrivo. Yes I know, poi voglio andare per minuti. Yes I know, indovinato voglio fare un po' gruppo. Love to me, yes I know. A Lucani più porta pane, yes I know. A te, yes I know. L'ultima fortissima perfino, yes I know. Mi non azzera la chitarra, mi Annibale